Non è una tendopoli prima di tutto, si tratta di due tende, perché sono andato ieri pomeriggio a vedere, due tende che tra l'altro non possono ricevere o ospitare nessuno perché non hanno servizi igienici, non hanno possibilità di mettere dei letti eccetera. Sta di fatto che appunto queste 2 notti che sono stati qua, cinquantina di persone che adesso sono ridotte a una quarantina, perché una parte sono già andati via, sono stati alloggiati all'interno delle strutture della Croce Rossa. Mentre alcune indiscrezioni parlano delle prime tendopoli allestite per ospitare i profughi a Jesolo nella sede della Croce Rossa di Via Levantina, il sindaco Zoggia e il commissario regionale della Croce Rossa Francesco Bosa smentiscono categoricamente che i migranti alloggino lì. Allo stato attuale, infatti, i profughi si trovano all'interno della struttura, come confermano alcuni di loro molto felici della sistemazione datagli. Questo bene, Croce Rosa, mangio, drumilla, mlabis, soldi, alhamdulillah. Every pupil Italian quiz, mia. Very good, nice, alhamdulillah. I am very happy. Very nice people, Italian, very nice people. I like this. I like Croce Rosa, I like Italia. I love Roma, Forza Roma. All'interno della Croce Rossa ora ci sono in tutto 144 persone. Ai 45 profughi vanno aggiunti 99 dublinanti dei giorni scorsi. La preoccupazione di Zoggia è che Jesolo possa diventare un centro di smistamento. Quelli che ci sono adesso in qualche modo dovrebbero andare via i prossimi giorni, come ha detto la prefettura della Croce Rossa. Non mi piacerebbe che Jesolo diventasse appunto un centro di scambio in cui arrivano e vanno, perché appunto l'immagine che ne ricaverebbe Jesolo sicuramente non è positiva. L'altra preoccupazione, già segnalata da più fronti, è che questa situazione metta in difficoltà gli operatori turistici delle località balneari. Dopo che tutti i sindaci della Costa Veneta si sono trovati 3 giorni fa ad Eraclea per il problema di Eraclea, abbiamo fatto una lettera congiunta da inviare al Premier Renzi e al nuovo governatore Zaia e ai 2 prefetti della provincia di Venezia e della provincia di Rovigo, perché c'erano anche le spiagge di Rovigo appunto, per dire che non è opportuno che sulle spiagge in questo momento arrivano i profughi, perché si dà un'immagine negativa e alcune disdette stanno già arrivando. Ho visto però un paio di lettere che aveva il sindaco di Bibbione in cui gli avevano consegnato agli operatori della zona, in cui qualcuno aveva disdettato appunto le loro vacanze perché c'era la presenza di migranti oppure la paura che ci fossero dei migranti. Molti bagnanti infatti non vedono di buon occhio la presenza dei profughi, soprattutto nella sede della Croce Rossa, proprio di fronte alla spiaggia. Sono loro che vivono qui bene e poi vengono in spiaggia e non si comportano neanche bene. Esatto. Dicono parolacce e poi se non compri vanno via tutti, dobbiamo sempre comprare. E come si fa? I poveracci veramente hanno bisogno che, non so, però se ne approfittano non va bene. E poi anche sono tanto protetti anche sono tanto protetti dal governo e tutto il resto.